Abbiamo raccolto 1000 ore di ferie solidali a favore di un lavoratore che era rimasto senza nessun istituto disponibile per poter continuare a avere un reddito. Importante gesto di solidarietà dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana nei confronti di una collega che sta attraversando un momento difficile a causa di una grave situazione di salute. L'operaia aveva esaurito le ore di malattia, ferie e permessi. L'unica alternativa sarebbe stata quella di chiedere un'aspettativa non retribuita. Ma le condizioni economiche non lo permettono e pertanto abbiamo deciso di attivare quelle che si definiscono ferie solidali, che è un istituto di legge, previsto dalla legge, regolato dal contratto nazionale, da accordi aziendali, che viene attivato su richiesta delle RSU per un dipendente alla direzione aziendale, in questo caso dell'Electrolux di Susegana. La procedura, applicata per la quarta volta in 15 anni nello stabilimento, prevede che la direzione faccia un'istruttoria sulla fondatezza di quanto sollevato e se la valutazione, come in questo caso, è positiva, si arriva, attraverso un accordo interno aziendale, a promuovere le ferie solidali. Che sono una raccolta di ferie date dagli altri dipendenti dello stabilimento in maniera volontaria e se ne hanno le disponibilità, e serve appunto a costruire un bacino di ore che il lavoratore potrà usare e continuare così ad avere la tutela del posto di lavoro e una retribuzione. Quando il 10 ottobre è arrivata la busta paga, la lavoratrice ha trovato l'importante dono dei colleghi. E ha ringraziato tutti perché ovviamente potrà affrontare con serenità questo periodo molto difficile che altrimenti non sapeva come affrontare.